Miei cari amici, buongiorno, benvenuti. Siamo pronti per iniziare come sempre una nuova puntata di Medipolesine qui su Radio Diva, ma anche su Medipolesine Web TV. Buongiorno a tutti da parte mia, Davide E Stefanelli. Leandro Maggi, buongiorno Davide. Buongiorno Leandro, settimana burrascosa, la possiamo chiamare così. Questa qua decisamente è stata la settimana nel vero burrascosa. senso della parola. Poi vero. abbiamo anche un titolo insomma, che riguarda questo avvenimento. È proprio questo che andiamo ad illustrare. Subito il nostro primo titolo, la tempesta di martedì 22-11-22. Perché c'è anche un senso nel numero, no? Sì, 22, 11, 22. 22. Chi crede nella Kabbalah dice che è un numero magico e forse anche un numero magicamente negativo. Sì, appunto. E quindi vai. Ecco qua. Poi ancora Vespa che passione. Ancora Cipriani grande scuola. Un altro titolo, eccolo qua, giornata internazionale contro la violenza delle donne, alle donne. Poi, ultimo ma non ultimo, il riscatto del Mose. Ecco qua, questi titoli di questa settimana di Medipolesine, tra pochissimo iniziamo. Allora siamo pronti per iniziare la puntata di oggi di Medipolesine qui su Radio Diva e adesso il titolo insomma, che è stato sicuramente Il titolo della settimana predominante di questa settimana, la tempesta di martedì scorso 22-11-22. Allora, è stata una tempesta che è la terza più potente dal 1966. 1966, acqua grande a Venezia e purtroppo è andato sotto in quel periodo Porto Tolle, quindi chi si ricorda come me quel periodo è stato un periodo veramente tragico per il nostro delta e quest'anno è stata... Fortunatamente gli argini hanno tenuto, è una cosa che viene da mare, è stata una tempesta perfetta con un connubio tra la Bora e lo scirocco, fatto sta che ha creato danni specialmente nel litorale. Poi dopo ne parleremo nell'ultimo post anche del Mose, il Mose fortunatamente ha funzionato. Qualcuno però, io sono andato a Sottomarina il giorno dopo, mercoledì, e effettivamente i danni che hanno fatto sono stati abbastanza grossi e pensati che nel giro di un paio d'ore, che è stata proprio la super tempestona di martedì più o meno verso mezzogiorno, Esatto, sì. ha portato via quasi 60 metri di arenile. Vuol dire che chi aveva una spiaggia di 150 metri si è trovata di 40 metri, quindi 150, ed è impressionante veramente vedere cosa può fare la natura quando si incazza. Hai motivi per incazzarsi? Sì. Sì, li ha sì. tutti. Li ha tutti. Tra l'altro sentivo per radio l'altro giorno che si diceva che in 1000 anni abbiamo ridotto dall'80% del nostro patrimonio boschivo al 25%. E quindi? E poi la grossa accelerazione c'è stata negli ultimi anni, quindi cambiamento climatico, c'è tutto la famosa teoria del caos, che quando una farfalla batte le ali in Argentina viene fuori una tempesta qua in Polesine, quindi potrebbe essere veramente che questo equilibrio che noi stiamo sconvolgendo, perché le necessità sono sempre più grandi. Dal 1950 che eravamo 2 miliardi e mezzo, arriveremo probabilmente entro il 2025, il 2035 a 10 miliardi. A 10 miliardi di persone. Quindi meditiamo gente, meditiamo. Fortunatamente questa volta l'abbiamo scampata, nel senso che i danni sono stati importanti per chi ha stabilimenti balneari, fortunatamente fuori stagione, però si sono salvaguardate le città, non ci sono state le alluvioni che appunto ci sono state nel 66 e quindi vabbè l'abbiamo superata, però dobbiamo premunirci che non è così. Questi sono i segnali che la natura ci manda, Esatto. anche se noi li ignoriamo. Esatto. Ignoriamo e continuiamo comunque a fare a più non posso quello che non si dovrebbe fare, insomma, con tutte le cose che sono state citate, con l'inquinamento, con tutto quello che l'uomo con la sua intelligenza è capace di fare. Faccio un'ultima chiosa, sempre per questo discorso che ho sentito per radio e lo condivido, perché dicevano la foresta amazzonica, che è l'unica foresta primaria che è rimasta,
la stiamo violentando. Allora hanno detto i brasiliani, e non c'hanno tutti i torti, prima avete distrutto tutte le vostre foreste che avevate in Europa, che avevate in America, eccetera. Adesso venite dopo i marroni a noi. Esatto, sì. È come quando si dice che la Cina sta inquinando tantissimo, però ricordiamo che i primi inquinatori siamo stati noi in Europa all'inizio con la rivoluzione industriale in Inghilterra, eccetera, quindi ne abbiamo dei colpi da purgare e da confessare. Malgrado tutto Però l'uomo adesso non si ferma, non si sì, ferma. adesso purtroppo è difficile da dire a popoli che stanno venendo fuori da una povertà atavica, non vi dovete fermare. Vabbè, ma questa è un'altra storia. Dai, vabbè, Faccio- la chiudiamo qua. faccio l'ultima chiusura. Vuoi un altro inciso, dai. L'ultimo inciso è Dai. per stesso discorso. Ti ricordi quando le pellicce le avevano solo i VIP, cioè solo le persone ricche? Esatto, sì, anche ce perché l'aveva. avevano un costo veramente Aveva un esagerato. costo esagerato, quindi Sì. quando uno aveva la pelliccia era in un paese, poteva essere la moglie del dottore, la moglie del farmacista, che le persone che ancora adesso sono le più ricche. Certo. Poi dopo, quando è diventata una cosa di massa, le stesse persone che prima ce l'avevano sono diventate ecologicamente sostenibili. E quindi non più pellicce, e guarda qua, e se hai la pelliccia sei... Quindi questa qua forse è un'altra storia, ma ci assomiglia molto. Sì, certo, vabbè, dai. Allora ci fermiamo, primo argomento esaurito, tra poco per continuare Medipolesine. Siamo pronti per ripartire con la puntata di oggi di Medipolesine. Io Davide Stefanelli, lui invece Leandro Maggi e adesso Lelu, l'amica Lelu. Eccolo qua, il milanese proprio. Lo parli perfettamente tu. Lo parli perfettamente. Allora, secondo titolo, Vespa che passione. Allora, c'è stata il gran galà della Vespa all'Hotel Bussana a Porto Tolle, organizzato dal Vespa Club Delta del Po, che potrebbe chiamarsi Vespa Club Taglio di Po, perché è nato a Taglio di Po. Però insomma così è più generalizzato. Però è veramente una cosa interessante, simpatica, 17° Gran Galà di una compagine che sono più o meno 20 anni, che fanno dei raduni importanti, partecipano a loro volta a raduni in tutta Italia, hanno girato anche l'Europa, ed è nato da 6 amici che si sono trovati una sera, che avevano tutti il Vespino, un po' in senso romantico, perché sai, il Vespino ai miei tempi in particolar modo serviva anche per rimorchiare. Acchiappava, e quindi infatti qualcuno l'ha detto, specialmente il vicepresidente di questa compagine Leopoldo Foschini, diceva avevo un sellino piccolo, la prima cosa che ho fatto ho allungato il sellino e mi sono messo un plaid sotto il sellino. Non si sa mai. Però ecco, volevo sottolineare il fatto che anche loro nel loro ambito fanno un importantissimo marketing territoriale. I raduni che fanno ogni anno più o meno in luglio, io li ho seguiti anche perché sono il presentatore ufficiale, questo mi fa piacere sottolinearlo. Certo, te ne vanti un po'. Sì, perché mi piace, lo faccio volentieri, perché prima di tutto sono persone squisite che ci credono e non lo fanno per lucro, lo fanno più, anzi, da noi si dice si palpano in tasca. Sì, esatto. Sì. Mettono le mani al portafoglio per far bella figura, quindi questo è encomiabile. Ma poi fanno, come stavo dicendo, un servizio di marketing territoriale, portano 400-500 appassionati da tutta Italia nel nostro paese, fanno girare il Delta. Il prossimo anno, nel 2023, faranno 2 giorni, il primo giorno con un giro in barca in tutte le nostre valli, che è il nostro fiore all'occhiello, certo. E quindi questo fa parte di quei servizi di marketing territoriale che dovrebbe essercene di più, e quindi bravi loro. Bravissimi, sì. Bravi loro, anche perché poi dopo, come al solito, è fatto sulle spalle di persone che fanno volontariato, non c'hanno appoggi economici, purtroppo da noi non ci sono neanche grosse ditte che possono sponsorizzare, quindi lo fanno proprio di tasca loro. Bravi. E chapeau. Chapeauissimo. Vabbè. Allora, esaurito anche questo argomento, noi ci assentiamo proprio, posso dirlo? Un cincini, ecco, e torniamo. T'ho fregato. Allora, miei cari, questa è Medipolesine, tutti i sabato tra le 11 e mezzogiorno la diretta, poi la replica la domenica mattina tra le 10 e le 11. E adesso un altro titolo, Cipriani, grande scuola, ne abbiamo già parlato anche in altre occasioni. Sì, tra l'altro c'è l'Open Day, quindi vuol dire che c'è l'opportunità di andare a visitare, per i ragazzi che si vogliono iscrivere alle superiori con le loro famiglie, cosa si fa in questo istituto.
E io ci sono andato, mi ha fatto veramente piacere perché poi dopo impari un sacco di cose, sono 5 reparti, c'è il reparto sala, il reparto accoglienza, con i sottoreparti e il reparto cucina. Ed è veramente fatto da professionisti, professori che seguono, che sono veramente preparatissimi. Ho seguito tra l'altro una presentazione appunto in questo Open Day della, come si chiama, la scienza dell'alimentazione, interessantissimo. Poi lo stesso prof di cucina che presentava il riso in tutte le sue varie formule. Anche qua è una riscoperta e anche un valorizzare il nostro territorio, perché quando si parla di riso, noi siamo uno dei produttori più importanti di riso in Italia, anche se non abbiamo il nostro brand, perché il nostro riso ha le qualità organolettiche più importanti, è mezzo salato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il fatto che degli chef che poi formano dei ragazzi che a loro volta diventeranno chef e gireranno il mondo, il fatto che gli presenti cosa fanno i nostri prodotti, cosa hanno di qualità, gliene fa specie ed è molto importante. Certo. L'ortofrutticolo anche, si è parlato della radicchia di Chioggia, delle nostre carote, dei nostri meloni, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, è una scuola da controllare, da monitorare, perché sta facendo cose veramente molto, ma Importanti. molto interessanti. Vabbè. Bravi, 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 bravi. Un altro chapeau. Ci Sì, sta. però Ma sì, faccio, dai. no, faccio un ultimo inciso anche qua. Purtroppo però, come tutte le scuole professionali, hanno un'emorragia di persone che non frequentano. Purtroppo tutte le scuole stanno perdendo studenti. L'alberghiere in particolare è passato da 1100 negli anni, non più di 10 anni fa, adesso siamo sugli 800, 750, 800. Quindi, purtroppo, ecco, io se potessi dare un consiglio, se un ragazzo non è portato per le lingue, per le materie umanistiche e vuoi fare una cosa tecnica e non solo cucina ma anche in sala oppure anche nella reception eccetera, è un mondo che si può aprire con una È professionalità una buona importante. opportunità È questa, una buona opportunità. sicuramente. E quindi 1, 2, 3, Chapeau, veramente. Dai, una breve pausa e torniamo. Allora, siamo pronti per ripartire con la puntata di oggi di Made in Polesine. Adesso un altro titolo, questo è il penultimo tra l'altro, Giornata internazionale contro la violenza alle donne. Questo, Ecco, venerdì, sì, ieri per chi ci ascolta in diretta, però nella replica è domenica, comunque venerdì c'è stata sì. in tutta Italia la giornata, anzi la giornata internazionale mondiale, non solo in Italia, contro la violenza alle donne. E io tra le altre manifestazioni voglio ricordare quella che è stata fatta a Taglio di Po, in 2 battute, praticamente uno spettacolo serale importante, bello, anche abbastanza seguito. Tra l'altro è fatica fare spettacoli in questo momento perché la gente si impigrita, c'è freddo e muoversi e andare in un teatro fa fatica. Esatto, sì. Ed è un grande... Si rimane a casa al calduccio, Si rimane a casa al sul calduccio. divano. Però hanno preso spunto il comitato che appunto per le pari opportunità di Taglio di Po per associare la violenza contro le donne anche al bullismo. E secondo me ci sta, nel senso che in un momento che il bullismo è una delle cose che sta minando tanti ragazzi che hanno difficoltà poi ad essere, ad inserirsi oppure a farsi valere, eccetera. Il bullismo è una delle piaghe che c'è sempre stato. C'è sempre stato, C'è sempre stato. e sempre ci sarà, è difficile da debellare. Per una volta c'era un ammortizzatore che era la strada, nel senso che i ragazzini, bene o male, non erano chiusi in casa. Mi ricordo io, penso ti ricordi Sì. anche tu, in ogni strada c'erano 20-30 ragazzini che giocavano insieme, quindi dopo... E c'era uno sfogo, diciamo, lì. Esatto, poi più o meno il bullismo veniva un po' separato, veniva un po' isolato, eccetera. Adesso purtroppo i ragazzi stanno troppo tempo in casa, quando poi dopo iperprotetti da noi genitori, e quando poi si affrontano il mondo dove trovano uno più cattivo di te che ti fa soffrire, eccetera, è veramente una piaga. Esatto. Quindi, ripeto, è stato secondo me interessante che ieri mattina sono andato nel plesso scolastico di Amaeste Taglio di Po e hanno con una psicoterapeuta che è la bravissima dottoressa Elisa Bovolenta per parlare
violenza contro le donne, ma soprattutto anche di bullismo. E bravi, come secondo me è una bella iniziativa da ripetersi anche e non solo durante la giornata contro la violenza. Sì. Chapeau anche qua. Chapeau, veramente. Giornata di super chapeau. Super chapeau, ma veramente i nostri titoli, tranne il primo, quello della tempesta praticamente, Vabbè, di però martedì scorso. nell'ultimo post ripiegheremo un pochino. Ripiegheremo senz'altro, dai. Allora, come già preannunciato, tra pochissimo per l'ultimo argomento di oggi. E siamo pronti per affrontare quello che è il nostro ultimo argomento di oggi. Parliamo, sempre collegato naturalmente alla giornata di martedì scorso, dove c'è stata questa tempesta veramente eccezionale. Eccezionale e preoccupante. Però diciamo che il titolo dice così: il riscatto del Mose. Questo sta a significare insomma, che il Mose stavolta ha fatto il suo dovere. Allora, abbiamo detto nel primo post, praticamente è stata la tempesta più importante negli ultimi 66, quindi 56 anni, Sì. perché 66 Acqua Grande, abbiamo detto l'alluvione a Porto Tolle, eccetera, eccetera, Venezia sotto di circa 1,20 m, un'altra c'è stata nel 91, questa qua addirittura c'era un'alta marea di 2,25 m e stranamente, anzi fortunatamente Venezia, che è un po' la cartina di tornasole di questo, non è andata sotto perché hanno aperto il Mose che effettivamente l'abbiamo tutti combattuto, perché quando si fa una cosa in Italia la prima cosa dobbiamo dire no, non va bene. Beh, certo, Sentivo Fiorello l'altro giorno alla mattina, sai che fa un programma su Rai Play, sì. e diceva quando fai una finanziaria l'opposizione, che sia a destra o a sinistra, è contraria. È contrario. Cioè, in ogni caso, nessuno che dica, a prescindere. esatto, nessuno che dica sia una bella finanziaria. E quando si fanno i lavori, la prima cosa che dicono ma guarda qua il Mose cosa ha fatto, a parte che ci ha mangiato una barca di miliardi. No, qualcosina, appena sai. Però quello fa parte di chi controlla chi, nel Esatto. senso che se controllavano forse non si mangiavano tutti quei miliardi lì. Però l'idea, e l'abbiamo visto in funzione dopo 30 anni che era stata progettata, ha funzionato, Ha fatto il suo dovere. Sarà duraturo, durerà per sempre, è adeguato, inadeguato. Fatto sta che questa volta è stato un successo, quindi se avessimo un po' l'apertura mentale quando si propone qualcosa di innovativo, di farla, invece di metterci ogni volta bastoni tra le ruote, per esempio dai. il ponte sullo stretto, ognuno lo dice, però vedo che nelle altre parti del mondo ne fanno anche di più grandi, e noi invece stiamo qua a farci delle seghe mentali. Che tu vai sempre giù dritto, però. Sì, non hai... Però l'ha detto anche Bertoli, e quindi lo posso dire anch'io. Sì, assolutamente sì, dai. Quindi al Mose 1, 2, 3. Chapeau, perché in questa occasione ha veramente funzionato. Ha fatto il suo dovere e ha salvato Venezia, insomma, da quello che è l'inondazione. Che per definizione è come triste. È come triste Venezia. Dai, allora, esauriti i nostri argomenti, tra pochissimo ci salutiamo. Bene, allora siamo rientrati e stavamo un po' ridendo un po' di alcune situazioni che sono emerse durante questa puntata di Medipoli, però dai, va bene così. Ecco, contento, sei contento. Sì, diciamo che tu sei un censore, sei un pudico. Sei perdonato, sai com'è. Dai, allora dicevo, abbiamo così esaurito gli argomenti, quindi a questo punto ci salutiamo, ci sentiamo la prossima settimana, come sempre qui su Radio Diva, ma anche su Medipolesine Web TV, che è sempre il nostro punto di riferimento ed è il mezzo video, il media più visto della provincia di Rovigo. Quanto siamo bravi. E il merito è tutto di sto ragazzo qua. Anche suo. No, dai, insomma, sei tu l'artefice del web. Sì, dai. Ci sentiamo la prossima settimana qui su Radio Diva e anche su Medipolesine Web TV, appunto. Da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi. L'augurio di un buon fine settimana. Il nostro countdown, come sempre, 3, 2, 1. Chapeau, ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.